Ci troviamo all'interno del castello di Redondesco, un piccolo paesino della provincia di Mantova. Questo è il nostro piccolo gioiello del nostro paese, dove abbiamo appena iniziato i lavori di ristrutturazione, una parte terminati, e quindi oggi vediamo quello che si è riusciti a fare in questo piccolo paese. La struttura del castello di Redondesco è nata nel 1163, la prima parte, poi con l'evento dei Gonzaga ampliata costruendo il Rivellino e costruendo tutto quello che vediamo oggi in questo piccolo paese. Il nostro compito è stato quello di riportare alla luce i tesori che avevamo nel nostro piccolo paese. Come vedete alle mie spalle che ci sono degli affreschi che in realtà non sono affreschi di questa stanza, ma erano affreschi che della facciata della torre, quando all'inizio non esisteva tutto il Rivellino davanti. Quindi vediamo gli stemmi dei Gonzaga con l'angelo al centro che sostiene gli stemmi. Questo castello viene utilizzato dall'Associazione La Pesa e dato in custodia dall'Associazione La Pesa per incentivare mostre, come ci troviamo adesso che abbiamo una mostra di ceramica, abbiamo fatto mostre anche di quadri assieme all'Istituto d'Arte di Mantova, e continueremo su questa strada per portare alla luce i nostri tesori del mantovano che esistono anche da noi. L'Associazione La Pesa si occupa del castello di Redondesco e in questo momento abbiamo all'interno delle ceramiche fatte dalle ceramiste della Postumia, l'Associazione della Postumia, con cui abbiamo fatto un gemellaggio, La Pesa con la Postumia, e abbiamo delle ceramiche che sono dei pezzi unici, sono dei graffiti mantovani realizzati con molta pazienza, perché è un lavoro molto certosino, nel senso che si lavora il piatto a crudo, si dà l'ingobbio, si fa il disegno e si incide. Dopo l'incisione si toglie alcune parti dell'ingobbio dove si vuole che nella cottura esca il color biscotto, che è il colore originale dell'argilla, e fa anche un basso rilievo. Questo castello è aperto la prima e la terza domenica di ogni mese, dalle 10 di mattina, 12:30, e dalle 2:30 alle 18:30 di sera. Noi su prenotazioni facciamo venire anche gite scolastiche e gite di persone che vogliono visitare questo castello. Tutti i numeri li trovate sull'Associazione La Pesa, dove potete prenotare visite e quant'altro su questa cosa. Oltre a occuparci delle aperture del castello, l'associazione cerca di promuovere il tortello. Questo tortello è una deco di Redondesco, è una ricetta che è stata scoperta negli archivi di Mantova, era annotata sul libro dei debiti e crediti del farmacista, uno speziale di quell'epoca, del 1700. L'ingrediente principale è la mela, però è molto speziato, visto che era uno speziale di quell'epoca, ha cercato di unire questi ingredienti. Noi come associazione cerchiamo di promuoverlo, cerchiamo di intrattenere i nostri visitatori anche con un assaggio del nostro tortello, facendo vedere proprio la procedura per fare questo tortello, che ha anche una forma diversa dalle solite, perché è fatta a mezzaluna, perché se si avvicinano le due mezzalune ricorda il merlo del castello, cioè la coda di rondine. Per fare il ripieno ho fatto cuocere le mele al forno, ho tritato le noci e i pinoli, l'uva passa, e ho aggiunto il pane. Poi a gusto personale metto tutte le spezie, cannella, chiodi di garofano e noce moscata, lo zenzero, poi vado a metterlo nella sac à poche e vado a formare i miei tortelli. Diciamo che era una ricetta povera. Nella ricetta originale la mela era la campanina, era una mela piccolissima, dura, che durava tutto l'inverno.
In alternativa noi usiamo l'arenetta. Sono fatti a mezzaluna, come ho detto prima la Deco e il comune ha scelto questa forma perché non c'erano né le dosi e nemmeno la forma scritta su questo libricino. Allora hanno scelto questa forma perché richiamano un po' la forma dei merli del castello. Bisogna farli a mano, non c'è nessuna macchina che te li fa con questa forma. Una volta fatte i nostri tortelli facciamo bollire l'acqua dell'acqua salata e in 5 minuti sono cotti perché la pasta è fresca. E poi vengono conditi con del burro fuso e salvia, un po' di formaggio grattugiato sopra e si può anche finire tutto il condimento con qualche goccia di vin cotto. Questo è il piatto finito, spero di avervi incuriositi e vi aspetto a Redondesco oltre a vedere il castello per l'assaggio del nostro tortello di mele.